La numero 2 di gara l'hai sfilato, ma bisogna dirlo, l'hai sfilato. 60 gradi. E ti fai i nuovi rompare. Anche lì c'è il rompare. Un po' dietro. Purtroppo non sono informazioni, iniziamo la gara. Armando Leone, Open Corsa CSI, classe N2, partito, sono 2 giri che costituiscono la prima manche, poi subito dopo la seconda manche, ancora con 2 giri di pista, ed eccolo con la chicane, giunge alla curva di fronte alla tribuna, Gianluca Martina, eccolo al tornantino, su 3 ruote, staccata, e poi di nuovo in accelerazione, ancora su 3 ruote, sono autovetture da rally ma molto efficaci anche in pista, ed ecco giunge al tornantino, non si stacca la ruota posteriore sinistra per il numero 2, non si stacca da terra, precisiamo, numero 2 Armando Leone, ed ecco giunge al tornantino il numero 3, si alza leggermente per Sergio Pepe, la ruota posteriore, adesso si solleva anche la ruota posteriore destra per Sergio Pepe, ed ecco sono 4 i piloti in pista, è sceso anche il numero 4 Alessandro De Lollo, Peugeot 106 V. Quattro piloti per questa prima manche, tutti gli altri pronti lì in pre-griglia. Abbiamo ben 8 autovetture pronte a entrare in pista, assaggiare il percorso, giornata di sole, qualche nuvola, tracciato in ottime condizioni. Ecco transitare alla conclusione del primo giro cronometrato il numero 4 Alessandro De Lollo, mentre Gianluca Martina è ormai verso la conclusione della sua prima manche, 3 curve alla conclusione per Gianluca Martina, eccolo ormai in vista delle ultime 2, adesso c'è prima da affrontare la doppia chicane e poi le ultime 2 curve, si chiude la prova per Gianluca Martina, ecco la bandiera a scacchi. Alla conclusione poi della manche vi daremo i tempi cronometrati, grazie ai cronometristi della sezione di Lecce, impegnati a rilevare i tempi, ed ecco Ivan Pisacani in pista, ma intanto va a chiudere la prova Armando Leone. Ecco Armando Leone che chiude, bandiera a scacchi anche per lui, e adesso giunge Sergio Pepe, prova completata anche per Sergio Pepe, ed ecco il vincitore della 30ª edizione, Santo Uscente, 2 anni fa, Santo Siciliano Opel Astra, classe A3, per questa prima manche. Andiamo a seguire Ivan Pisacane con la sua Renault Clio RS, ed ecco giungere al tornantino il numero 8 Antonio Branca, ecco Ivan Pisacane su 3 ruote alla terz'ultima curva prima della chicane mobile, ed ecco lì in uscita dalla chicane le ultime 2 curve, si chiude il primo giro cronometrato, velocissimo Ivan Pisacane, sfrutta tutta la pista, eccola la chicane nella prima curva, ecco altro tratto velocissimo che lo porta alla S prima del tornantone.
Seguiamo adesso la conclusione di Antonio Branca. Antonio Branca chiude il primo giro cronometrato, adesso giunge Leonardo Crisi Giovanni e poi arriva Santino Siciliano con la Opel Astra velocissimo alla Sican, ma poi riprende benissimo la pista. Ecco Ivan Pisacane su 3 ruote, sfrutta per intero tutto il tracciato Ivan Pisacane. Eccolo giungere lì in fondo, ancora molto concentrato, in uscita, accelerazione e poi ancora un altro tornantino. Eccolo giungere alla Citan, anche lì velocissimo. E poi le ultime 2 curve, si chiude la prova, Ivan Luigi Pisacane, eccolo giungere sulla linea del traguardo. Il vincitore 2 mesi fa dello slalom pista salentina ha completato la sua prima manche, 2 manche con 2 giri di pista e va a completare adesso Antonio Branca. Eccolo Antonio Branca, ormai all'ultima curva, ecco la bandiera stacchi, Antonio Branca, e chiude Leonardo Crisi Giovanni e chiude anche il vincitore dell'ultima edizione, Santo Siciliano. Intanto in pista abbiamo il numero 12, Michele Serafino, Renault Clio classe A3. Eccolo